In attesa che da Roma arrivi perlomeno la comunicazione sulla data di un voto per il quale non si conosce neanche il numero di candidati presidente, la campagna elettorale per le regionali del Veneto sembra già entrata nel vivo. Oltre al governatore uscente Luca Zaia e alla candidata del centro-sinistra Alessandra Moretti, Jacopo Berti, 31enne padovano, corre per il Movimento 5 Stelle con un programma che mira tra l'altro a offrire sostegno all'imprenditoria regionale colpita dalla crisi. Il nostro consenso continua a salire, le persone continuano sempre più forte a farsi sentire con noi. Perché? Perché noi diamo risposte immediate. 25.000 euro per ogni imprenditore. Sono soldi dei nostri stipendi che ci siamo tagliati e rimandiamo indietro a tutti i cittadini. Flavio Tosi non ha ancora deciso, perlomeno ufficialmente, se sarà candidato alle prossime elezioni regionali. Un annuncio dovrebbe arrivare a giorni. Ma il divorzio dall'ex sindaco di Verona non sembra apparire come un trauma insuperabile in casa Lega Nord. Anzi, dopo giornate di febbrili tira e molla tra Tosi e Salvini, il fatto che la vicenda sia giunta ad una conclusione viene accolto se non altro come un elemento di chiarezza. Sì, da oggi fortunatamente respiriamo un po' più di tranquillità, abbiamo 2 mesi di fronte per parlare ai nostri concittadini veneti, sia dell'attività fatta in questi 5 anni di lavoro, ma anche delle nostre proposte per il Veneto del futuro.